Antonio De Pace, il 28enne calabrese reo confesso dell'omicidio della sua fidanzata, la studentessa di Favara Lorena 40, di un anno più giovane di lui, uccisa la notte fra il 30 e il 31 marzo a Furcisicolo nel Messinese, resta in carcere. L'ordinanza di custodia cautelare firmata dal GIP di Messina Eugenio Fiorentino su richiesta del PM Roberto Conte non è stata impugnata dai difensori. I legali del giovane, che ha confessato di aver ucciso di notte la compagna con la quale conviveva nel paese della provincia peloritana, dove entrambi studiavano, in seguito alla confessione del giovane fatta davanti ai militari, hanno preferito non ricorrere al Tribunale della Libertà e attendere gli sviluppi processuali. Contestualmente all'esito dell'autopsia eseguita dal medico legale della Procura Daniela Sapienza si attende l'eventuale svolgimento di una perizia sui telefoni e il PC sequestrati. Dall'esame degli strumenti elettronici si tenterà di risalire al possibile movente dell'omicidio, che resta il grande mistero della vicenda. Quella mattina, circa un'ora dopo averla uccisa, secondo quanto riferito, era stato lo stesso De Pace, studente di odontotecnica e infermiera, a chiamare i carabinieri, dicendo cosa era accaduto nella villetta che divideva con la fidanzata con cui, secondo il racconto di amici, familiari e conoscenti, viveva una relazione all'apparenza felice. Lorena era stata trovata senza vita, uccisa probabilmente al culmine di una lite strangolata. Lui poi aveva tentato il suicidio o comunque si era procurato dei tagli ai polsi e al collo, tanto che gli stessi militari tamponarono l'emorragia con una fascia nell'attesa dell'arrivo del 118. De Pace ha detto di averlo uccisa, ma ha dato una ricostruzione priva di alcun senso logico e in parte smentita dai fatti.